Ringrazio il signor Presidente della Repubblica per essere qui con noi, con tutti noi, a condividere un momento così importante che negli anni è diventato linfa vitale per ricordarci chi siamo, cosa facciamo tutti i giorni e perché lo facciamo. Rivolgo un saluto alle autorità convenute e a tutti i presenti. Per la prima volta partecipo alle celebrazioni di questa giornata, che è simbolo di lotta per la legalità e ricordo di chi ha dato la vita per garantire al Paese un futuro di giustizia e di libertà. La memoria è sempre viva. Ricordo come fosse ieri lo sconcerto alla sala operativa della Questura di Roma, dove all'epoca prestavo servizio, quando arrivò la terribile notizia. Dolore, rabbia, fortissima volontà di continuare ancora più intensamente a servire il Paese, seguendo il luminoso esempio dei nostri martiri. Giovanni, Paolo, Francesca, Rocco, Vito, Antonio, Walter Eddy, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Agostino continuano a essere per noi l'esempio di ciò che significa vivere in nome di un principio, nella più completa consapevolezza dei rischi che si corrono. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la seconda vita della Quarto Savona 15, a partire da Tina Montinaro, perché questa è la potenza del ricordo e soprattutto la forza di chi si impegna a tenerlo sempre vivo. Soltanto così l'incedere inesorabile del tempo non disperde, ma anzi diffonde e plasma una memoria condivisa di tutti noi. Colgo l'occasione per esprimere i miei sentimenti più sinceri di vicinanza ai familiari dei caduti e a Antonio, sopravvissuto a questo tragico evento che ha lasciato segni indelebili nella sua coscienza. Questa teca, questi anniversari siano per noi un momento di riflessione per rientrare nella corsa delle nostre giornate, senza però la prospettiva offuscata dalla quotidianità, ma con la visione limpida di quello che deve essere il nostro obiettivo, di quello che deve essere il modo sereno di svolgere il nostro compito per assicurare la giustizia e la legalità. Grazie.